Sabina si è bendata per non vedere niente, per non avere stimoli visivi, e ha delle cuffie che sono collegate a una piccola radio che funziona come una ghost box, per cui tramite le onde AM andiamo a sentire varie parole o speriamo frasi che possano rispondere alle domande che faremo. Ovviamente le domande che facciamo Sabina non le sente perché sia bendata, quindi non può leggere il labiale, sia ha le cuffie, quindi non può sentire quello che diciamo. Ecco, vedete, Sabina ha le cuffie e la ghost, eccola qua, è questa qui. Vai. Ci vedi? Ti senti? Iniziamo. C'è qualcuno qua in questa stanza? Oltre a noi? Ehi, Ciao, chi sei? Io sono Chiara. Io sono Dario. Io Sara. chi? Tu, chi sei? Come ti chiami? Ale? Ale tipo Ale. Quindi Alessio o Alessandro. Alessandra, c'è una femmina. Franco? Quante persone ci sono qua, oltre a noi? Bambini? Ehi? Ti sembra le stesse cose che diceva prima di là? Ehi? Sì? Sì. Però sembra che ci stiano rispondendo bene. Cioè, nel senso, sembra stiano dicendo cose sensate alle domande, risposte sensate. Ti posso fare una domanda? Scusami, ma non voglio essere provocatorio. Quanti siamo Dimmi. noi? Cos'è che ha detto? Dimmi, Quanti siamo noi qui in questo momento, seduti. seduti? Ovvio. Sì, è ovvio per noi e per te, ma quanti siamo? Puoi dirci il numero esatto, per favore? Sai contare? Eh sì. So. Cosa sai? Troppo sensata questa cosa. Io. Ti faccio la domanda. Quanti siamo in questa stanza, seduti? Dimmi. Riesci a vederci? Penso. Pensi a cosa? Occhio. Quindi ci vedi? K2 è brillato. Vabbè. Su. Rispetto al solito sento pochissime parole. Ma sono tutte sensate. Ci senti, Sabina? È inutile che glielo diciamo noi. Ti sei avvicinato al K2, che è questo strumento in piedi sul tavolo? Io? Sei stato tu quindi? Sei qui con noi intorno al Sì. tavolo? È una domanda o un'affermazione? È una domanda. Sì? Sei Franco? Sei una donna. Parla in francese. Quanti anni hai? Molte?
È buio. Eh sì, è buio adesso. 2, Siete in 2? 6, Forse è 6 anni e sono le 2. Sono le 2:24. Beh, in teoria allora, noi siamo in 4, loro 2. scusate un attimo. Quanti siamo? Madonna, non si capisce un cazzo. No, no, no. Stai dicendo tutte cose sensate, Sabina? Ok. State scherzando? Ma il K2, il K2? Il capo 2 è brillato. Avete il telefono acceso? No. Scusate, ma mi sembrava di... non so. Ok, arrivederci. Torno nel mio... Entrare. Quando vuoi dici che sei pronta. Aspetta che guardo anch'io, ma Ah, il mio l'ho Vado. messo... Date pure. non ho modalità aerea. Dimmi. Quindi voi siete in 2 e noi siamo in 4? Sì. Sì. Scusami, ti ringrazio, sai, di averci risposto. Grazie. Quindi abbiamo Franco e l'altro come si chiama? O l'altra? O l'altro? Ha il telefono. Volume. Quale telefono? No. Ma Mariano è con voi? O lo conoscete? In... stanze. Se n'è stata solo nelle altre stanze. Chi è che è nelle stanze? Ogni. C'è una donna comunque che parla anche. Ci puoi dire il tuo nome, per favore? Ha parlato una donna, ma non ho capito. Una donna ha i capelli neri? O Sara. castano scuro? Ti chiami Sara? O vuoi parlare con Sara? Domani. Domani, oggi, per favore. Te lo richiedo, vuoi parlare con Sara? Sai? Cosa? Sara. Noi? Cosa sa Sara? Lascia stare. Sara. Vuoi parlare con me? Parla. Hai qualche domanda? Che cosa vuoi dirmi? Sara.
Sì, sono io, sono qui, ti sto ascoltando. C'è qualcosa che vuoi dirmi? È lì, davanti. Mi conosci? Vuoi dirmi qualcosa? Ti sto ascoltando. Su, Cosa c'è su? Vai, hai un messaggio per me? coraggio, un coraggio. È qualcosa a cui pensi? No, Sicura? è una persona che ho conosciuto. Sei una persona che ho conosciuto in un altro momento. O sei una persona che... No? Sei una persona legata a questo luogo che vuole dirmi qualcosa su questo luogo? A posto. Oggi? Cosa succede oggi? È successo qualcosa oggi? O succederà qualcosa oggi? Forse. Ma il bambino? Fuori. Alle 2 passate? No, era un bambino. Cos'era? Una persona che parlava. Un ragazzo. Era una voce di bambino. Sì, io non ho sentito la voce di Cos'è bambino. che succederà oggi? Venerdì? È già successo, quindi venerdì. Qualcosa di importante. Dimmi, ha parlato un bambino? Eri tu che parlavi, bimbo? Il tamburo? Oggi suonavano i tamburi in città per il Pride. Li hai sentiti? Io li sentivo da casa. Ho i brividi quando Anch'io. ho sentito il bambino. È finito. È finito il Pride oggi. Sì, non c'è più la confusione che c'era. Sono passati qui davanti quasi. Si sentivano. Davvero? I tamburi. Sì. Tanta roba comunque, Mamma mia. Tanta. Sì. Cos'è che vorresti dirmi? Perché spero c'è qualcosa di importante che vuoi dirmi. È andato? Chi? È lì? 2? Prima noi? C'è qualcun altro che sta aspettando di parlare con noi? Un uomo? Destra? È lui che ha qualcosa da dirmi. In testa? Io qua sto sentendo caldo. Dove È scusa? lì? Sei alla mia sinistra?
Anche lui ha un messaggio per noi. Cosa? C'è un uomo che ha un messaggio per noi. Bellissimo. Un uomo molto bello che ha un messaggio per noi. Bellissimo. Un bellissimo messaggio. A quest'uomo non piaceva questo posto, ma c'è stato. Viale. 10 anni. È stato investito un bambino su questo viale Boh. che aveva Come 10 c'è un bambino? Ce l'ho sentito come se fosse qua prima. Riprova il discorso dell'incidente. C'è stato un incidente che ha coinvolto un bambino e questo bambino sta parlando È con qui? lui. Tanta roba. Ho Sì? i brividi. Come si chiama questo bambino? Cade giù. In acqua. È caduto in acqua il bambino?